In una nota stampa l'onorevole Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'ARS, guarda con interesse all'apertura della Lega e nella fattispecie del commissario Candiani e dell'onorevole Minardo sull'apertura del partito ai movimenti territoriali sulla base di un patto federativo. L'onorevole Di Mauro afferma come leggo con attenzione la linea aperturistica della Lega attraverso le parole di Candiani e Minardo al fine di stipulare patti federativi con movimenti autonomisti e regionali che hanno come background intese politiche che spingono alla crescita della Sicilia e delle sue autonomie locali, in una logica che vede un partito nazionale, la Lega, assecondare i legittimi interessi dei territori e dei cittadini attraverso politiche settorializzate che mettono al centro le reali esigenze di ripartenza economica e sociale e che abbiano come fine ultimo la crescita del popolo siciliano. Siamo stati antesignani nel 2006 di un percorso tra la Lega e il Movimento per le Autonomie che individuava già nella fiscalità di vantaggio e nel federalismo fiscale e nella realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina gli obiettivi prioritari per il rilancio del Sud. Apriremo un confronto sulle politiche migratorie e sugli strumenti idonei a ridurre il divario tra Nord e Sud. Oggi più che mai per l'onorevole Di Mauro, dopo gli ultimi avvenimenti del Covid-19 che non lascia presagire un'immediata ripresa economica per la nostra Sicilia, occorre inviare un confronto per individuare i percorsi più idonei. Restiamo convinti, afferma l'onorevole Di Mauro, che l'autonomia, il decentramento amministrativo e fiscale hanno un senso se sono appoggiati non solo da forze territoriali ma anche nazionali e la Lega, pur essendo un partito nazionale, ha avuto nel suo DNA fondativo la centralità dei territori e delle comunità locali. Per questo, anche in vista delle prossime amministrative, in Sicilia ci possono essere, secondo Di Mauro, punti d'incontro con i movimenti di base territoriale autonomisti a condizione che l'accordo politico sia dettato da regole condivise e da linee programmatiche frutto di una concretezza politica. Non ci interessano logiche algebriche di sommatorie elettorali, ma un progetto reale di sviluppo che inverta la tendenza ultrasecolare e post-unitaria che ci ha relegato un ruolo di mercato di consumo e di produttori di manodopera.